Allora, eccoci rientrati. Allora, nella pausa pubblicitaria ho ricevuto delle richieste di intervento e un intervento me l'ha chiesto Giuseppe Solazzo del Partito Democratico, però questa sera ospite in studio per quanto riguarda Vox Bovis, che è il sindacato degli studenti, diciamo, no? Sì, è O praticamente no? Correggimi se ho detto una... No, è che il sindacato degli studenti è il nome di un'altra lista, quindi per quello è un impasse, ma non c'è problema. In realtà comunque il punto qual è? Il punto è che siamo venuti qui con altri studenti universitari per cercare di fare il punto, perché molte volte si parla di giovani, viene parlato di giovani, però i 70.000 studenti che ci sono all'università io li ho sentiti più volte nominare, però non li ho mai visti, nel senso che quindi io ringrazio insomma l'editore e te per avere la possibilità di parlare finalmente questa sera, perché ricordiamo che anche l'università si vota, si va a votare, no? certo. Si va a votare anche per l'università. Si va a votare e si parla di fantasmi, perché in realtà le varie amministrazioni che si susseguono molte volte non tengono conto di persone non residenti che quindi non possono votare, e quindi per esempio gli studenti universitari. Quindi insomma io vorrei spostare un attimino il focus su questa cosa, in particolare domandare due cose. Una la farò io, una la farà un altro collega, e la prima direi cosa possiamo immaginarci. Tutti quanti parlano di convenzioni tra università, comune, trasporti eccetera, però come volete farle, con chi volete farle e con chi vogliamo farle, nel senso mi metto dentro anch'io, perché deve essere la comunità che fa forse un salto di qualità per quanto riguarda gli studenti. E poi insomma lascerei la parola a Matteo Della Pittima. Parli di passargli pure il microfono, prego Matteo. Salve a tutti, io sono Matteo Della Pittima, e studente appunto qui all'Università di Padova e candidato al Senato accademico con Vox Bovis. Vorrei chiedere appunto, oltre al candidato Bitonci che appunto ha parlato di voler creare un assessorato per l'università, come intende realizzarlo, e anche agli tutti gli altri candidati cosa ne pensano di questa cosa. Ok, perfetto, grazie. Adesso vediamo di far rispondere, adesso però devi farti dare il microfono, Enrico Barasciutti. Allora, una risposta velocissima. Per rispetto nei confronti dell'università, il fatto di costituire un assessorato all'università, che è un'idea che sicuramente può avere una sua base di logicità, non dobbiamo dimenticarci che esistono dei prorettori, e in questo caso esistono, che hanno la funzione di connessione tra comune e università. Aggiungo velocissimamente, l'università gestisce una serie di spazi, e a sua volta il comune gestisce una serie di spazi che sono importantissimi e che possono diventare volano a loro volta, quindi è giusto dare spazio agli studenti universitari, guai se così non fosse, ma non dimentichiamoci che i giovani non sono solo quelli che frequentano l'università, sono anche quelli che si alzano alle 5:15 di mattina per andare all'ortofrutticolo o alle 4:30 per andare a mettere i banchetti in Prato della Valle. Non solo, grazie. Ecco, no. Grazie Enrico. Scusate, ma cerchiamo di ricordarcelo. Grazie. Allora, adesso ci spostiamo sul lato sinistro dello studio. Roberto, Giuseppe Rossetto. Giuseppe Rossetto, sì, velocemente. Ne approfitto per fare un intervento che poi purtroppo devo scappare. Ci lasci. Volevo dire una cosa sull'assessorato all'università. Io sono completamente d'accordo con l'ultimo intervento, anche perché credo che ci siano già gli strumenti, dobbiamo usarli di più, dobbiamo usarli meglio, e io da studente universitario faccio una laurea triennale in turismo culturale e vedo che ci sono tante difficoltà di comunicazione tra comune e università. Dunque forse dovremmo lavorare molto su questo, però utilizzando quelli che sono strumenti esistenti. Già esistenti. Io volevo lanciare una proposta, anche come Popolari per Padova, a cui tengo particolarmente, che è quello di istituire quello che è un consiglio comunale dei giovani. Cioè questa idea poi ovviamente si può migliorare, e spero che ci sia la collaborazione da parte di tutti per migliorare questa idea. Cioè sarebbe creare questo consiglio comunale mettendo l'esperienza, cioè facendo fare esperienza ai giovani, in più mettendo anche quella che è una scuola di politica. Che cosa vuol dire? La scuola di politica vuol dire che ci sono i professori universitari o degli esperti che verranno a parlare di determinati argomenti. Questo perché? Perché andremo a educare quella che sarà la classe politica del futuro.
cioè in giovani sostanzialmente. Io vedo molti giovani candidati e a volte ho paura, a volte sono contento perché sono contento perché li vedo con una mentalità nuova, una mentalità aperta. A volte sono spaventato perché sono giovani di età ma vecchi dentro, potremmo dire. Dunque vorrei che ci fosse questa educazione alla politica e giusto per abbattere questa disaffezione alla politica e ai partiti che si è andata a creare. Una sorta di scuola per l'amministrazione. Fabrizia Birello di Rifare Padova. Allora, abbiamo parlato dell'assessorato per l'università, l'assessorato allo sviluppo economico, adesso abbiamo sentito anche un consiglio, una sorta di scusami. Posso aggiungere un'ultima cosa, non è solo sostanzialmente fare esperienza ma anche avere la responsabilità, cioè l'assessorato alle politiche giovanili sarà praticamente composto da questo consiglio comunale dei giovani, proprio perché devono avere anche la responsabilità delle loro scelte. È importante questa aggiunta che va a completare il quadro. Allora, la nostra giovani non è solo università, perché ci sono giovani disoccupati che sono già usciti, che sono già laureati, oppure giovani che si sono solo diplomati. Quindi l'idea nostra di candidati e di SAIA per Rifare Padova è quella di aprire dei centri co-work, utilizzando degli spazi comunali. Per esempio adesso ci saranno tutte le sale dei consigli di quartiere che saranno inutilizzati. Perché per una persona che apre una partita IVA e ha già dei costi, non può affrontare un ufficio, telefono, segretaria, affitto, luce, tutto quello che è il costo per un'attività. Allora questi co-work potresti dare a prezzi molto calmierati una scrivania, un posto, una stanza condivisa tra tante persone. La nostra idea segue un progetto che ha già fatto la provincia di Padova, On Space, che ha avuto 36 domande e 28 sono già partite. Quindi questo sarebbe un modo di aiutare, però non solo i giovani, anche il cinquantenne che per i motivi che ho detto prima ha dovuto chiudere l'ufficio, certo, perché lavorare in casa anche per un cinquantenne che ha una moglie e che ha dei figli non è motivante. Invece uscire, dire ho un ufficio, ho un posto dove vado a lavorare. Quindi per noi questa sarebbe un'ottima idea. Claudia Casen, Padova 2020. Allora, Tullio Trivellato, pubblico a casa, tante idee, tutti d'accordo nel fare il bene dei giovani, perché siamo in campagna elettorale, però io anche sentire il PD che con molto entusiasmo propone questo portare a casa dei contributi europei che non ha fatto finora, dedicare degli spazi ai giovani, ma non l'ha fatto finora. No, però comunque questo sembra la stessa cosa. Benissimo, liste civiche che sostengono il candidato vice sindaco oggi attuale. Voi eravate in coalizione comunque, quindi a me viene da sorridere quando vedo Padova 2020 che dà contro il PD quando stavano per firmare un patto di coalizione. E non l'ha firmato perché non ha trovato una congiunzione sul programma. Il computer 20 anni fa e oggi è tutto il tempo dietro, per cui c'è una contraddizione anche con voi. Sì, vabbè, comunque andiamo avanti andiamo nel l'argomento. Padova 2020 è il suo programma. Quello che dice Padova 2020 e basta a questi politici, basta a questa giunta. Ha avuto 20 anni, tranne 5 anni Giustina Destro, benissimo. Ha dato il suo meglio, benissimo, adesso si faccia da parte. Questa sera Rossi, tramite la dottoressa Romano, ci dice ma non è colpa mia, era colpa di Zanonato. Ne prendiamo atto, era comunque presente Ivo Rossi in giunta in maniera importante. Non è riuscito a portare a casa i fondi europei, vuole farlo? Bene, ma che provi in un'altra città. Adesso le cose devono essere fatte e fatte subito, perché i giovani non trovano lavoro nelle aziende e di conseguenza devono inventarsi un'azienda. Ma cosa trovano? Trovano una città con la tassazione più alta. Mi dite che oggi mettete a disposizione gli spazi, ma il San Gaetano è vuoto, è una struttura meravigliosa che è costata tantissimo alla città. Perché non viene utilizzato? C'è un piano terra deserto. Abbiamo un ex macello, questa sera ne abbiamo un esempio con degli studenti e dei professori che si spendono e sputano sangue per mettere in piedi delle realtà bellissime, un dipartimento scientifico dedicato ai giovani e fatto dai giovani, che è una mostra non permanente, dura un mese quello spazio poi resta praticamente vuoto. Allora, delle promesse elettorali i cittadini sono stanchi e di questo vi faccio un esempio.
Ieri sera Francesco Fiore, Padova 2020, è stato invitato dai commercianti del centro, perché Padova non è fatta di grandi aziende, è fatta delle micro imprese, pari a 2,7 dipendenti, padre, madre e figlio part-time perché studia. Perché, signori, da noi gli studenti lavorano. Noi parliamo tanto di studenti, ci riempiamo la bocca di questi studenti, ma gli studenti lavorano, e oppure non studiano proprio e lavorano, finite le superiori, lavorano. Questo è il mondo del Veneto, e stanno chiudendo, e sono un patrimonio che noi stiamo perdendo, del patrimonio che ci invidia tutta Europa. Allora io mi domando, ieri sera ci hanno invitato, non è che Francesco Fiore ha chiesto di queste persone che sono dei commercianti che si sono riuniti in un'associazione, perché nell'associazione di categoria che dovrebbe rappresentarli non ne vogliono più sapere, perché non trovano risposte, e stanno nascendo queste associazioni indipendenti che cercano soluzioni. E cosa stanno facendo? Mica invitano solo Francesco Fiore, invitano tutti i candidati sindaco, perché hanno bisogno di un interlocutore. E sapete la prima cosa che dicono? Non abbiamo più un interlocutore nel nostro sindaco, non ci ascolta più, noi chiediamo delle cose, non vengono fatte, ma non solo non vengono fatte, quando noi poniamo dei problemi ci viene risposto che va tutto bene. Ma come va tutto bene? Ma com'è possibile che vada tutto bene? C'è la gente che si suicida in Veneto, ma stiamo scherzando? E qua siamo tutti presi dalle buoni propositi, ma non esiste, abbiate pazienza, non esiste, per il rispetto delle persone e delle aziende che stanno chiudendo, dei dipendenti che vanno a casa e non arrivano a fine mese. Questa è la realtà veneta e la realtà padovana, e la Giunta può fare moltissimo, e se non fa ne ha una grossa responsabilità, perché lì è stata lì per fare. Adesso siamo in campagna elettorale, abbiamo dei bellissimi, roboanti progetti. Io dico questo: chi ha fatto, bene e male che sia, non entro neanche nel merito perché non c'è tempo, va a casa, perché i cittadini sono stanchi, voteranno quello che voteranno e sceglieranno con coscienza. Però è il caso di dare spazio, come dite giustamente, ai giovani e ai nuovi, a prescindere dall'età, al nuovo, perché di idee ce ne sono, la crisi è pesante e bisogna uscirne subito. Allora, vedo che c'è Fabrizio Bottaro che annuisce. Padova Sociale è d'accordo in questo caso con sono Padova abbastanza 2020. d'accordo con Claudia, però volevo anche dire alcune cose perché sono fondamentali. Allora, che cosa fa la politica? La politica è un'arte e va fatta con il cuore, e va fatta per la gente, e va fatta con onestà. La politica, o come dicono la corruzione, sono i politici che fanno la politica, allora sono gli uomini che creano i problemi, ed è 20 anni che siamo in campagna elettorale, ed è 20 anni che noi facciamo le cose che ci vengono tramandate da entità esterne, e nessuno ha avuto il coraggio di uscire da questi meandri. Padova è la stessa cosa, riflette esattamente quello che è successo, quello che succede a livello centrale. Evidentemente la crisi non è che la crisi è capitata, ma è una conseguenza di tutte quelle cose che negli anni, nel ventennio ultimo e a Padova negli ultimi 10 anni, non sono state fatte, non sono state prese. E allora che cosa bisogna fare? Allora io dico anche che cosa fanno i giovani per la politica, perché anche questa è una bella domanda, perché se i giovani, e abbiamo visto anche l'altro giorno nei telegiornali, andiamo a chiedere il 25 di maggio che cosa succede? Non lo so, il 24 maggio so che c'è stato l'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, il 25 maggio, e sono in tanti. Allora, finché i giovani chiaramente non fanno sentire la loro presenza alla politica, a parte quelli che sono qua impegnati. È funzionale al sistema che i giovani non capiscano niente, stiano buoni e silenziosi. No, ma ti dico, abbiamo usato la televisione per incoconargli il cervello da decenni, è un progetto. Esatto, allora questo qui è un progetto che viene da lontano. Claudia, se mi lasci finire, io sono d'accordo. Questo qui è un progetto che viene da lontano, gli abbiamo tolto gli orizzonti, gli abbiamo tolto gli ideali, gli abbiamo tolto i valori, genitore 1, genitore 2, gli abbiamo tolto tutte queste cose qua, e adesso che cosa vogliamo fare? Li mandiamo a prendere gli spritz, perché i giovani, io ho 66 anni e ho una forza che è, se la paragono a qualcuno dei 25 anni che sono disoccupati e che non si fanno vedere, ma dove sono stati? Dal 9 dicembre la gente in piazza che si adopera, certo, e protesta anche per loro,
E questo 42% di persone dove sono? Allora, siccome la politica ha paura dei giovani, ma noi sappiamo che cosa vuol dire fare la rivoluzione, perché l'abbiamo fatta? Allora questi giovani devono fare sentire che esistono alla politica, perché altrimenti alla politica non va in cerca dei giovani, così come non va in cerca degli adulti, così come non va in cerca dei pensionati, perché la politica è fatta dagli uomini e gli uomini se ne fregano della gente. Interessa è quello che la careghetta. Andrea Conz, Movimento 5 Stelle. Beh, è un piacere poter intervenire dopo questi interventi animati, eccetera. Ma io penso che se c'è una crisi economica è perché gli uomini hanno sbagliato qualcosa. Noi qui stiamo parlando di politica, per cui diciamo, possiamo dire che sicuramente ci sono stati degli errori di politica, della gestione della cosa pubblica, di politica della gestione degli affari privati. E bisogna, secondo me, uno degli errori fondamentali è cioè che ormai la democrazia rappresentativa ha un po' fatto il suo tempo, bisogna passare a una democrazia partecipativa. Ad esempio vengono tolti i consigli di quartiere, benissimo che questi consigli di quartiere diventino dei presidi civici dove sono invitati soprattutto i giovani. Quindi non solo mandare in giunta, in consiglio comunale, giovani che abbiano, diciamo, l'empatia naturale verso i giovani, verso le iniziative private, i co-working e tutte quelle cose lì e via discorrendo, ma che abbiano in mano proprio la dinamicità della situazione attuale, e solo i giovani ce l'hanno. Noi siamo stati, io della mia età almeno, sono stato formato in un'altra situazione. I giovani di oggi sono formati in questa situazione, loro sanno cosa fare. Bisogna quindi che escano dal privato e entrino in una democrazia partecipativa, cioè per esempio i presidi, poi le questioni telematiche, è partecipare alle decisioni comunali. Bisogna finirla con, io voto, si arrangiano i politici, perché così non funziona più, perché il politico una volta che ha la sua bella poltrona, ha la famiglia, ha le sue cose, ecco, quindi bisogna partecipare. Allora se partecipano i giovani ci sono tutte le idee nuove, viene fuori il fine mondo. Padova si deve presentare come veramente innovatrice in questa cosa qua, secondo la mia opinione. Qualche idea c'è, però insomma, andare avanti. I giovani ci sono, ma qualcosa del programma dei 5 Stelle esattamente per i giovani, perché non ho ben capito. Adesso lei ha parlato di collaborazione giovanile, io ci sono, loro ci sono, i giovani ci sono, la partecipazione c'è, ma il programma di 5 Stelle per i giovani? Il programma, guarda, va bene tutto. Di varie cose, per esempio, no, mi spiego, cioè la questione è questa, se facciamo, prima di tutto devono essere i giovani a presentarsi in politica, e cosa hanno proposto i giovani dei 5 Stelle? Per esempio la cittadella, punto per punto. per esempio sviluppare tantissimo, cosa che è stato detto, anche qui il turismo culturale, vedere di fare un centro di sport e di cultura che abbia una grande, per esempio di cultura anche di arte contemporanea che manca qui a Padova, in maniera da attirare turismo culturale, fare un evento importante culturale all'anno, poi per quanto riguarda la casa vedere di aiutare chi con mutui agevolati fare la casa, per il lavoro, tutte cose che avete detto voi. Ma il problema, sì, cose che avete detto, che avete anche detto voi, quello delle varie iniziative di vario tipo. L'importante è fare in maniera che siano i giovani coinvolti e che escano dal privato, in poche parole, io lo dico in sintesi, che escano dal cellulare. Scusate, però voi siete il privato, perché voi siete il blog, cioè tutti siete là fissati che fate i referendum nel blog, quindi voi siete la dimensione privata. E adesso lei questa sera viene qui e dite che volete recuperare la dimensione pubblica, bisogna che vi mettete d'accordo.
Pubblico o privato? Cioè tutti a casa dietro un PC o nelle piazze a manifestare e a partecipare? Allora, quello del blog, è che il cittadino dica io vi voto perché posso rispondere? Cosa concreta, posso rispondere? Uscire dal privato nel pubblico, alla partecipazione, nel blog, posso rispondere? Dentro niente. Posso rispondere? L'esperienza del blog dei 5 Stelle è un'esperienza politica che viene studiata in tutto il mondo, proprio perché è una forma di democrazia partecipativa. No, non ci è proprio un'uscita. Questa è la vecchia politica. Quando c'è una macchina dietro, un PC, è tutto manipolabile. Gli stessi vostri referendum sono la più grande manipolazione che voi abbiate mai fatto. Ma questo è il sistema che ti ha messo a disposizione il telefonino, gli SMS, il computer, proprio per distrarti dalle cose importanti. Che sono loro le cose importanti. E noi ci perdiamo a fare delle diatribe di questo genere qua che non interessano niente. Esatto. Come no, non interessano niente? Il programma però non si candida. Ma torniamo un attimo a quello. In mano a loro, se ti interessa tanto il nostro programma, ritorniamo al tema della serata, dai. Sulle piazze e te lo diamo. Per piacere, dai, ritorniamo, diamo la parola a Roberto Bettuolo. Allora, noi abbiamo lavorato parecchio, prima come Albra. I giovani devono tornare protagonisti, sei d'accordo su quello che diceva Sì, io Andrea penso Conti? che Silenzio per piacere, l'amministrazione deve essere pronta, cioè bisogna creare più dinamicità. Il primo punto per chi vuole fare impresa e che sa che deve cominciare a muovere i primi passi è accedere all'amministrazione e alla burocrazia. Purtroppo per chiedere anche una semplicissima richiesta di uno striscione qualunque tipologia dai 90 giorni in su. E come sapete uno che deve cominciare deve essere rapido. Seconda cosa, chi inizia un'attività ha bisogno di finanziamenti, chi ha fatto università o sta iniziando il mondo del lavoro non ha i soldi, per cui deve trovare chi gli può permettere di accedere a un credito. Da questo punto di vista l'amministrazione col patrimonio comunale può fare da garanzia e può dare degli strumenti, come si possono sviluppare un legame per attirare i fondi europei. Terzo punto, i luoghi, dove creiamo delle piattaforme di incontro tra giovani, ricercatori, aziende per riuscire a sviluppare e a creare idee e poi creatività e imprenditorialità. Inoltre il comune può creare delle tradizioni, cioè indurre al posto dell'uso dello spritz, perché nella piazza non possono trovarsi giovani imprenditori a creare, parlare di fare impresa, cioè dobbiamo creare dei circoli virtuosi rapidi in cui la gente possa creare e poi sviluppare impresa. Dov'è poi che andiamo a lavorare sull'impresa? Lavoriamo attraendo capitali, creando persone, sviluppando il turismo che sia culturale, che sia fluviale, che sia religioso, che sia da più punti di vista, perché se culturalmente noi abbiamo un'idea di sviluppo della persona a 360 gradi, ogni opportunità deve essere valida per creare ricchezza e sviluppo. E da questo qui l'intelligenza di un'amministrazione sarà di creare dei percorsi veramente aggregativi in cui creare, noi parliamo sempre del vestito sul turista, cioè che se ad esempio un imprenditore viene qui per un congresso di tipo ad esempio industriale tecnologico, deve sapere che alla sera c'è anche il museo aperto, c'è lo spettacolo teatrale, c'è il giro in barca, c'è il santo, ci sono varie tipologie e noi dobbiamo riuscire a creare che quando una persona viene dobbiamo, come dire, seguirla, accompagnarla. Se io, come diceva Marco prima, arrivo in stazione e trovo l'ufficio delle informazioni chiuse, dov'è che partiamo? Partiamo proprio dalle cose più semplici e anche a basso costo. Per cui una capacità di sviluppare una città a 360 gradi con la capacità di attrarre capitale, ricchezza e qualità della vita che sono punti fondamentali. Ecco, secondo me da qui la parola adesso ad Alessandra Brunetti della lista Bitonci, mi dispiace che ho dovuto attendere parecchio, ma d'altronde siamo in tanti. Adesso recupero. Allora, noi innanzitutto il nostro programma è molto ricco perché cambiamo approccio e cambiamo passo in maniera netta rispetto alla giunta, all'amministrazione Rossi-Zanonato che fino a qua ha governato la città. Quando parliamo di politiche giovanili noi vogliamo innanzitutto dare un approccio interdisciplinare, perché adesso qui abbiamo parlato degli universitari, noi abbiamo già previsto, il candidato sindaco Massimo Bitonci ha previsto con noi nel programma l'assessorato all'università, quindi un ruolo attivo degli studenti che avranno un riconoscimento anche del loro ruolo, diciamo, culturale, sociale, potranno dare dei contributi, ci sarà anche una carta. E dell'assessorato allo sviluppo economico di cui si è parlato prima, cosa ne pensi? Ma noi riteniamo che Padova abbia delle potenzialità enormi che sono state mortificate dalla giunta Rossi-Zanonato. Ha la potenzialità al turismo, ha una vocazione turistica, non è stata mai sviluppata. Pensiamo tutta
la porta d'ingresso della città è la stazione, si commenta da sola. La zona della prima Arcella, via d'Avanzo e il Borgomagno si commentano da sole. Quando sento parlare di città felice io andrei a chiedere lo smartness, a misurare lo smartness di quelle zone. Ecco, i dati sarebbero impietosi e per carità cristiana passiamo oltre. Quindi tutta quella zona lì, con la vicinanza per esempio anche al santuario di Sant'Antonin, potrebbe avere già una vocazione turistica, potrebbero nascere delle attività correlate, dei bed and breakfast, dei negozi. Quindi quando noi parliamo di recupero e di restauro della cinta muraria, noi parliamo di possibilità di turismo. Quando parliamo di pulizia degli argini e di recupero dei percorsi fluviali, con anche la possibilità di attracco, di attività, sono tutti posti di lavoro che si creano e i dati parlano da soli. Quando noi abbiamo il Fondo straordinario di solidarietà, dove il 30% di chi vi fruisce sono giovani in un'età che va dai 18 ai 30 anni, vuol dire che c'è un bisogno estremo di lavoro. Padova può dare possibilità di lavoro, può dare cultura. Noi prevediamo la possibilità di tenere aperti i musei anche di sera, sabato sera, domenica. Il teatro in una città come Padova, primaria importanza in Veneto, deve funzionare 7 giorni su 7, deve essere data la possibilità di andare ai cinema, alle conferenze, ai convegni, offre tantissimo anche dal punto di vista del privato sociale. La gestione che è stata fatta da Rossi Zanonato è una gestione che si è dispersa poi per le politiche giovanili in 1000 rivoli. Noi cambieremo, come ho detto prima, metodologia di lavoro, ci daremo degli obiettivi chiari, 3, 4, 5 obiettivi chiari, faremo sedere intorno ad un tavolo, che sarà un tavolo di confronto permanente, tutte le associazioni, tutta la realtà del privato sociale, sia l'associazionismo, sia il mondo delle parrocchie, della diocesi. I progetti ci sono, le idee ci sono, pensiamo ai laboratori di realtà partecipata e da lì, individuati i 3-4 grandi obiettivi, avremo una strategia organizzata con dei tempi, con dei feedback, quelli diciamo perseguiamo quei grandi obiettivi e quelli saranno anche dei volani di sviluppo per i giovani, per la città intera. Certo. E grazie, Giulio, allora dobbiamo tornare in... Scusate, prima di andare avanti, io ho aspettato insieme ai colleghi di fare il giro di tutti gli ospiti, nessuno ha risposto alla domanda che abbiamo fatto. La risposta dovresti averla già tu, proprio perché facevi parte di questa amministrazione e la difendevi. Ricordati. Cosa c'entra l'amministrazione? Allora, se volete andiamo avanti a parlare un'altra ora di qualsiasi cosa che vi viene in mente sull'amministrazione. Io penso che insomma ci siano qua i rappresentanti di tutte le casacche, no? di particolari casacche che possono parlare dentro e fuori dal Consiglio Comunale. Io sono venuto qui con dei colleghi e ho fatto una domanda e tu, per esempio, non hai risposto se non il vuoto pneumatico e praticamente, per esempio, la lista Bitonci mi aspettavo che abbiamo detto cosa fa questo assessorato? Fa ancora casacche del PD. Boh, io non lo so, cioè nel senso, allora mi dispiace dire però che non ha senso allora che persone che siano esterne a 10 persone che hanno la casacca vengano qua a fare delle domande nel momento in cui gli ospiti non rispondono a questa cosa. All'inaugurazione dell'anno accademico, scusa se ti ho interrotto, all'inaugurazione dell'anno accademico c'è stato un discorso molto duro della rappresentante degli studenti, ha detto noi siamo per questa amministrazione invisibili. Per questa amministrazione che c'è adesso, la giunta Rossi Zanonato, io ho detto che cosa vuole fare Bitonci? Con un assessorato. Anna Giulia Canesso, che è la nostra rappresentante, l'abbiamo eletta noi, quindi grazie a Dio sappiamo perché l'abbiamo eletta. Quello che sto dicendo è l'assessorato di Bitonci all'università. Cosa fa? Visto che esiste già il prorettore che si occupa di questa cosa qua, visto che esiste già una delega all'interno del comune per occuparsi e nessuno sta facendo niente. Io quello che sto dicendo è che cosa c'è di diverso nella vostra proposta. No, io non critico nessuno, io sono qui in veste al di fuori, diciamo, di tutti i pezzi che possiamo fare. Agli studenti sia data voce, possibilità di esprimersi, ci sono delle tematiche che la giunta Rossi Zanonato non ha mai risolto, c'è il problema degli spritz, c'è il problema del botteon. Ma come? Basta con questi spritz. I ragazzi lavorano, i ragazzi sono all'università, i ragazzi fanno 100 miliardi di cose. Ti ho appena detto, apriremo anche alle idee, ai bandi, ci saranno dei bandi con degli assegni per progetti di valorizzazione del patrimonio anche culturale, artistico, idee commerciali.
è sedersi intorno a un tavolo e parlare e far venire fuori delle idee di sviluppo per questa quindi città. nulla per adesso. No, nelle università italiane, ricordati, si fa molto meno apprendistato di quello che si fa negli altri paesi. Perché un medico arriva a laurearsi in medicina senza aver mai operato, ricordatelo. C'è da fare. Marco Maggioni. Sì, no, scusa un attimo perché non hai il microfono, un attimo solito. No. Marco Maggioni, prego. Sì, scusami. Allora, Giuseppe Solazzo, se guardi le repliche della stessa trasmissione 2 settimane fa parlavano di quello. 3 cose velocissime che abbiamo proposto noi come Padova 2020. Tavolo da fare subito sui trasporti della città e con anche la SITA per i trasporti nella provincia. Aprire un tavolo per nuove mense o posti per mangiare per gli studenti. Terza cosa, tutta la questione relativa alle aule studio e posti per sviluppare quello che è il dopo università, quindi co-working. L'università le ha aperte un po' di più ma non basta. Allora usiamo gli spazi come il San Gaetano che chiudono alle 18 e apriamoli di più. Dai, aspetta, Enrico Barasciuti, diamogli lo spazio per rispondere e dopo dobbiamo andare in pubblicità. Io non vado a fare il difensore di nessuno, dico soltanto leggete il programma che c'è all'interno, perché all'interno per esempio del programma di Evo Rossi mi sorrido quando poi vedo che ci possono essere differenze. Vi ricordo che le idee quelle sono, non si possono fare i miracoli, l'ho già detto una volta. Per esempio per quanto riguarda i 5 anni di gestione del San Gaetano, oggi devono certamente ripartire. Solo una cosa per quanto riguarda le proposte roboanti. Chi ha parlato del fatto che a Padova non ci sono mostre, non ci siano, sia consapevole che Padova è la terza città d'Italia, e faccio notare che abbiamo a 24 km Venezia, per presenza di turisti. Seconda cosa, 800.000 sono le persone che sono state presenti nell'ultimo anno grazie ai grandi eventi che comunque il Comune ha dato una mano a fare. Terza cosa, vergogna, posso dirlo, ma veramente vergogna. Lo sapete che dentro alla zona industriale, per esempio, esiste il CNR che sta aiutando, fa parte di un progetto per la ricerca dell'energia nucleare? Lo sapete che abbiamo una città della speranza? Lo sapete che abbiamo uno IOV? Se queste cose le sapete, sono certo e le sapete. Scusatemi, fermi, io non prendo meriti, scusami, fermo un secondo, quindi non è neanche questo. Abbia un secondo, io non sto prendendo, non dite cose che non sono ascoltami, guarda, leggi la labiale come faceva Funari. Ascoltami. No, non ti devo ascoltare anche a Massa. Perfetto. Allora, ascoltami, io non sto prendendo meriti che non sono nostri. Sto dicendo che quando parlate dell'università, ricordatevi sempre che se esistono queste realtà è anche grazie al merito di questo Ateneo che abbiamo. Sì, no, roba vostra. Ok? Non prendete questo Ateneo ha certamente lavorato in maniera molto forte e potrà continuare a farlo anche con la giunta che seguirà, che sarà sicuramente quella di Rossi. Buoni, per piacere. Andrea, allora io per quanto riguarda brevemente perché devo andare in pubblicità le cose puntuali del programma mi affido all'amico Leonardo che è qui presente, che è molto preciso, però posso dire una cosa. Padova, onestamente, dal punto di vista della cultura, l'amministrazione padovana fino adesso ha fatto un buon lavoro. Non è stato fatto un buon lavoro. La questione è questa, che non è stato, bisognerebbe fare di più per incentivare il turismo fuori Padova. È stato fatto tanto per i padovani, ma bisogna trovare delle formule che attirino il turismo esterno, quelli che vanno negli alberghi, quelli che sono negli alberghi, che vanno nei ristoranti, che comprano qualche cosa nei negozi, eccetera, che fanno girare l'economia. Ecco che allora siamo perfettamente coscienti che ci sono state fatte 10 mostre stupende negli ultimi tempi che hanno attirato soprattutto i padovani e qualche cosa limitrofe, ma trovare degli eventi importanti a livello nazionale, a livello internazionale, non siamo capaci di farlo? Per me siamo capaci di farlo. Non sono stati ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Grazie, ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo subito a Gioventù Politica tra poco.